Sono un autonomista convinto, ma non posso esserlo su una materia come la protezione civile, perché è un tema che riguarda la sicurezza nazionale. Il primo scoglio nella trattativa Stato-Regioni per l'autonomia arriva già con la prima materia e a metterlo è proprio il ministro della protezione civile Nello Musumeci, in pochi secondi con una frase pronunciata ad un giornalista di Repubblica mentre entra alla Camera, una frase che rimbalza immediatamente da Roma a Venezia. Posso capire la difesa del presidio, ma non è contemplabile il fatto che si dica a priori che non si tratta, visto e considerato che stiamo parlando della protezione civile, una materia concorrente, quindi già parte è in pancia alle regioni, quindi vorrei far capire che magari c'è ancora qualche aggiustamento da fare, ma nell'interesse dei cittadini. Nessuno vuol chiudere ministeri, nessuno vuol portare via scrivanie, vogliamo semplicemente migliorare la vita dei cittadini. Che il cammino verso l'autonomia non fosse facile, Palazzo Balbi l'aveva messo in preventivo, ma probabilmente non aveva previsto il rischio di incagliarsi già sulla prima delle 23 materie, una delle 9 che non prevedono i LEP, i livelli essenziali di prestazione, per i quali tempi e modi si preannunciano particolarmente intensi. La Costituzione dice che questa materia, che come dice il ministro Musumeci è concorrente, può essere delegata totalmente alle regioni. Lo dice la Costituzione, non lo dico io, quindi insomma penso che se la Costituzione lo prevede ci sia la possibilità di farlo. Meno diplomatico l'assessore Roberto Marcato ad Affari Italiani. Prima Forza Italia dice no a delegare il commercio con l'estero, ora Fratelli d'Italia dice no sulla protezione civile. Questi due partiti farebbero prima a dire che non vogliono l'autonomia. Nel frattempo il ministro Musumeci ha parzialmente corretto il tiro, accusando Repubblica di voler mettere zizzania nel centrodestra. Su alcuni punti, in materia di protezione civile, le richieste delle regioni appaiono recepibili, dice, come ho già formalizzato al collega Calderoli. Su altri, invece, serve un approfondimento. Oggi se non avessimo l'autocertificazione probabilmente il Ministero della Funzione Pubblica direbbe giù le mani dal Ministero, ma la verità è che è un servizio che diamo ai cittadini, come l'ordinanza in deroga per la protezione civile, che già facciamo in parte, può essere, se aggiustata, ancora più efficiente. A noi serve il Ministero della Protezione Civile, guai a non averlo, però è pur vero che sul territorio poi bisogna calare il lato pratico.